Ben ritrovati amici appassionati, un saluto da Claudio Costanzo che dal campo comunale di Aci Sant'Antonio vi racconterà della 16ª giornata del campionato di promozione siciliana Girone C. Ad affrontarsi l'Aci Sant'Antonio, mestamente ultima in classifica a quota 2 punti, che ospita il Città di Messina di mister Bellinvia, che vuol dare continuità dopo l'ultima vittoria che ha chiuso il 2016 per 2-0 contro il Messina Sud. Prima della nuova gestione Bellinvia ha raccolto un punto in casa all'Aci Sant'Antonio, invece nell'ultima uscita contro il San Biagio 1-1, secondo pareggio dell'anno. Andiamo a scoprire la nostra nuova grafica, le formazioni. Si affida a un 4-3-3 con Balastro, Leo Bombara e Andaloro, centrocampo con Cardia, perno centrale, gira ai suoi lati Alessandro e Quintoni, attacco a 3 con Arigò, Amante e il nuovo acquisto Giove subito nella misca. Viste le contemporanee assenze di Codagnone, Fragapane per squalifica e anche Mancuso, che per un fastidio al tallone ha dovuto rinunciare alla trasferta Cese quest'oggi. Arbitra l'incontro il signor Sebastiano Caliotto di Siracusa, suoi assistenti Paolo Vasquez e Salvatore Zocco. Alterna tutta Retusea, quella scelta quest'oggi. Partita che si svolgerà con delle condizioni climatiche piuttosto accettabili, nonostante il grande freddo. Accorrono anche gli ultimi tifosi che seguono l'Aci Sant'Antonio e poi potremo cominciare con il film della partita. Osserveranno anche un minuto di silenzio i ragazzi del Città di Messina per l'ex presidente dell'Aci Sant'Antonio scomparso in settimana. Poi potranno cominciare le offensive dei giallorossi, qui subito con Cardia che si guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti. Salta sul pallone Quintoni, lo vede Cardia che aspetta un attimo, Quintoni stop e calcia col mancino, un bolide che si spegne sotto la traversa della porta difesa da Sciotto. Che gol dell'acquisto Giuseppe Quintoni, ex IG Virtus, che dimostra di poter essere una freccia ulteriore dell'arco a disposizione di mister Bellinvia. Qui Città di Messina ancora in avanti con Amante, deviato il suo destro, prova ad avventarsi Arigò, anche atterrato. Non c'è nulla per il direttore di gara siracusano. Qui sublime cambio di gioco di Alessandro che serve Amante con un tunnel, entra in area, Sciotto tiene lì il pallone e poi può allontanare il capitano man mano. Sta spingendo da forte il Città di Messina, qui anche con Giove. Aggressione alta per i ragazzi di mister Bellinvia. Qui ora Cardia prova a scodellare dentro questo pallone, sul quale si avventa Andaloro, prova la mezza sforbiciata, colpisce una traversa clamorosa il giovane classe 98, schierato quest'oggi anche grazie alla squalifica di Fragapane, ridotta però a 2 giornate. Qui intanto Arigò, crack offensivo, entra in area, prova a chiudere col mancino, sarebbe venuto giù lo stadio a questo gol dell'ex primavera della Juventus. Intanto Amante prova a involarsi, Arachiri della difesa dell'Aci Sant'Antonio, si avventa Amante e può firmare il gol del raddoppio, primo per lui in questo 2017. Qui vediamo com'è lesto a concludere l'erroraccio della difesa Cese e a portare i giallorossi sul 2-0. Potrebbe essere una vittoria importantissima questa per i ragazzi del presidente Lorè. Intanto terminerà così la prima frazione di gioco, squadra a riposo, prendersi un tè caldo per poi rientrare in campo, disputare gli ultimi 45 minuti primi dell'anno per loro. Qui Quintoni, palla dietro per Balastro che dà uno sguardo in mezzo, traversone interessante il suo, termina fuori il pallone, prova a coordinarsi Amante, centrale il suo destro. La reazione Cese è tutta in questo destro, facile preda di Simoni. Qui ci sarà anche un'occasione, schiato fallo a Simoni per aver forse preso la palla fuori area. Andrà alla battuta Rondine, terminerà alto il suo destro, dall'altro lato Amante prova a farsi vedere, entra in area
ma è debole il suo destro, cerca la doppietta l'ex attaccante dello Sporting Taormina, qui intanto regala spettacolo a Rigo, la palla dentro per Quintoni, si deve superare shot ma non è finito, prova a tenere il pallone vivo Alessandro, stava per combinare un altro clamoroso errore la difesa dell'Aci Sant'Antonio, qui Giove tiene via un pallone, la palla finisce dentro per Amante, sforbiciata volante e 3-0 per Giuseppe Amante che firma la doppietta e porta il Città di Messina a chiudere definitivamente questa gara, va anche ad abbracciare il proprio mister prima di essere sostituito. A subentrargli è Giovanni Ginagò, l'ex Pistonina, c'è spazio anche per il giovane Silvestro, tira un po' il fiato Giuseppe Quintoni, autore di una splendida partita, standing ovation anche per Davide Aricò, al suo posto entra Marco Libro, giovane classe 97, si chiuderà con questa ultima offensiva, ci prova Giova a entrare in area a fare tutto da solo, viene rimpallato dalla difesa cese e dopo 2 minuti di recupero manderà tutti sotto la doccia il direttore di gara. Stade Messina e porta a casa 3 punti importantissimi grazie anche alla contemporanea vittoria della Ionica sul Camario che riporta i giallorossi a -4 e allora sarà un giro di ritorno tutto da vivere sempre con noi, sempre con Wii Sport. Vi ringraziamo, alla prossima.